Attraverso l'arte desidero informare, divulgare e sensibilizzare le persone sull'importanza che mari e oceani rivestono per la nostra sopravvivenza e per la nostra vita quotidiana. Questa mostra è stata realizzata con il supporto scientifico dell'area marina di Miramare, fornito tutta la documentazione e il supporto scientifico per la creazione dei pannelli. Si tratta di alcune installazioni tematiche che ci parlano, in questo caso specifico, dell'inquinamento soprattutto da plastica dei nostri mari, ma anche dell'importanza che il mare riveste, ad esempio, per la produzione di ossigeno, quindi per la nostra vita quotidiana. Plasticocene significa era della plastica, non stiamo più vivendo nell'antropocene, ma ogni nostro spazio e ambiente è caratterizzato da questo materiale inventato da quasi 100 anni e che sta davvero impattando moltissimo. Non si tratta di condannare la plastica, ma si tratta di usarla con una mentalità, insomma, di avere un uso consapevole che fa riferimento alle famose 5R che noi possiamo mettere in atto in ogni ambito della nostra vita quotidiana, dalla salvaguardia dell'ambiente anche alla salvaguardia dell'acqua, quindi non solamente limitata al riuso, riciclo, riutilizzo, insomma, raccolta della plastica. Durante questa settimana abbiamo coinvolto moltissime scuole che verranno in visita alla mostra. Io condurrò le visite guidate assieme a Contarina e l'operatrice dell'area marina del WWF di Miramare realizzerà i laboratori pratici, quindi stiamo davvero diffondendo il messaggio anche concretamente attraverso attività laboratoriali a tutti gli studenti e poi ovviamente la mostra è aperta al pubblico, ci saranno degli orari, delle giornate di apertura e di visite guidate ai cittadini. Ci sono dei laboratori con analisi delle microplastiche, si fanno a seconda delle età, dei giochi, delle attività, insomma, per coinvolgerli e fargli capire anche il ruolo che tutti noi possiamo avere in modo molto attivo per salvaguardare il nostro ambiente, per limitare, raccogliere e utilizzare al meglio la plastica. Quindi daremo anche agli studenti dei vademecum alla fine delle visite guidate dell'attività con 12 suggerimenti che loro potranno mettere in atto dapprima, insomma, nella loro vita pratica quotidiana, perché sono convinta che il mare inizia da noi, dalle nostre abitudini quotidiane e non solamente dalle coste e dai nostri mari. Ricordiamoci che tutto ciò che immettiamo nell'ambiente torna indietro con effetto boomerang e purtroppo l'80% della plastica marina ha origine terrestre. Una settimana di partecipazione alla costruzione di una cultura di valorizzazione dell'ambiente, inteso come l'ambiente come l'abbiamo trovato, miglioriamolo ma non peggioriamolo. A parte con una grande mostra importante perché ha avuto dei riscontri sicuramente almeno nazionali importanti e poi naturalmente prosegue per tutta la settimana con eventi scolastici e cose legate a tema e chiude domenica 19 con una giornata di partecipazione, cioè il solito naturalmente intervento delle associazioni numerose, organizzate, che ripuliscono quello che c'è da ripulire in giro per il territorio comunale. Ce lo insegna, intendo la nostra storia di raccolta differenziata, tra l'altro, no? Partiamo 20 anni fa con la raccolta differenziata e abbiamo sicuramente raggiunto livelli che negli anni della partenza sembravano irraggiungibili e invece sono assolutamente raggiunti, superati, siamo praticamente oltre il 96% della raccolta. E naturalmente deve essere creata però la coscienza, perché adesso sì si notano i cattivi comportamenti, cioè non puoi avere un servizio capillare e poi c'è sempre chi lascia la borsa di rifiuti dove non deve, adopera il fosso che non deve adoperarlo in quella maniera, butta i rifiuti in un canale, che il canale deve essere preservato, cioè non dobbiamo solo dire, dobbiamo fare, ma soprattutto dobbiamo creare la coscienza che questo è la settimana che è stata dedicata alla creazione di questa coscienza e arriva poi tra l'altro siamo ben addentrati nell'organizzazione di questi eventi, ogni anno abbiamo aggiunto qualcosa, ogni anno abbiamo avuto dei riscontri, però affidiamoci e continuiamo perché la coscienza deve essere creata. Insomma. Il mondo va salvaguardato e ognuno deve salvaguardare la propria parte. Il ringraziamento naturalmente va a tutta la struttura, partendo dall'assessorato e dall'assessore
agli uffici che hanno sorretto e hanno tenuto tutto il bandolo della matassa, perché è stata un po' laboriosa e anche, e non per ultimo naturalmente, quello che ci è stato concesso, lo spazio dell'albergo Astoria, che era necessario perché la mostra ha delle dimensioni che non potevano essere rinchiuse in una semplice sala, insomma.